Buonasera e bentornati a Scanner. Dopo un periodo di pausa torniamo con la nostra trasmissione di approfondimento, una serie di puntate da qui alla fine dell'anno che abbiamo intitolato L'anno che sta arrivando. Perché l'anno che sta arrivando? Perché il 2020 è un anno che sicuramente entrerà nei libri di storia, direi purtroppo, visto quello che è successo in questi mesi, che ha sicuramente sconvolto le nostre vite, ma adesso è anche il momento di alzare un po' lo sguardo, di guardare quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Quindi faremo una serie di puntate incentrate anche da un punto di vista territoriale, mettendo attorno al tavolo qui per discutere fra noi, come facciamo sempre, i vari soggetti, iniziando da quelli che, come sapete, da un anno circa a questa parte abbiamo deciso di mettere al centro del dibattito politico, cioè i sindaci dei nostri comuni. Questa sera parleremo ovviamente di attualità, ma anche delle prospettive di un territorio, esattamente il territorio del Montagnanese, quindi sono molto contento di avere in collegamento, cioè in presenza qui da noi, il sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan. Grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Il sindaco di Borgoveneto, Michele Sigolotto. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. E in collegamento Skype abbiamo anche Tiberio Businaro, sindaco di Carceri, eccolo qui. Buonasera Fabrizio, buonasera ai telespettatori e ai colleghi sindaci. Eccoci qui, ecco. Allora vi spiego anche un po' il criterio. Abbiamo scelto i due sindaci più grandi del territorio montagnanese e poi Tiberio Businaro per Carceri, sia perché insomma sappiamo che Tiberio Businaro ha svolto un ruolo importante anche nella politica regionale, essendo candidato alle ultime elezioni, così come Loredana Borghesan, ma anche perché Carceri è in questo momento il punto dove la SR10, la SS10 si è fermata, e quindi siccome questo è uno degli argomenti di quali parleremo, ci sembrava giusto parlare direttamente il sindaco del comune che sta vivendo in prima persona questo problema. Iniziamo però da un argomento di attualità, prima di parlare proprio del Montagnanese, perché è dibattito di questi giorni quello sulle regole da seguire in vista del Natale. Si parla molto della possibilità di anticipare e di mantenere comunque il coprifuoco alle ore 22, quindi anche la sera di Natale, anche Capodanno, quindi niente messe di mezzanotte, niente veglioni. Ecco, su questo argomento vorrei capire un po' l'opinione dei due sindaci. Iniziamo appunto da Loredana Borghesan. Cosa pensa lei, sindaco, di questa scelta che sembra che stia facendo il governo di mantenere queste misure restrittive anche in questi due notti così particolari? Beh, innanzitutto io andrei a fare una riflessione a carattere generale, ovvero siamo arrivati a questo momento, in questa situazione, laddove a mio avviso durante l'estate non è stato colto un progetto, un programma da poter portare avanti, laddove, come è successo e come era previsto, la pandemia avrebbe avuto inizio poi nell'autunno e nell'inverno. Pertanto ecco, arriviamo lunghi, arriviamo con una situazione di questo tipo, laddove diventa un'agonia un po' tutto questo progetto di orari, di aperture, di chiusure ed altro. Adesso arrivare al mese di dicembre e pensare con semplicità alle 22 piuttosto che alle 24 delle due giornate di veglia o di veglione è veramente riduttivo, e io lascerei proprio a chi si vuole prendere questa responsabilità che se la prendano, perché fino a qua ci hanno accompagnato in questo modo, laddove a mio avviso è stato sbagliato veramente tutto. Non è polemica, non è retorica e non è nemmeno populismo. Vado a fare delle considerazioni cominciando proprio dalla scuola, cominciamo pure anche dal momento estivo, se vogliamo, dove comunque non avevamo il virus in quel momento che girava, comunque la disponibilità e la possibilità di avere del personale per maggiori controlli nelle aree popolate e dalle attività estive dovevano sicuramente essere individuate. Altro aspetto, quello legato alle scuole, ma non perché scuole, ma per tutto l'indotto che questo ha portato a partire. Infatti, se noi osserviamo, i primi picchi di positività li abbiamo avuti i primi giorni di ottobre, 15 giorni dopo la partenza delle scuole. Certo. Di conseguenza lo possiamo legare veramente a questo momento. E poi dopo il non coraggio di prendere delle decisioni in continuità. È evidente che l'economia ne sta soffrendo, è altrettanto evidente che la pandemia c'è, di conseguenza le misure dovevano essere prese in un momento diverso. Ora cerchiamo un po' tutti di fare
del nostro meglio, applicando come amministratori le ordinanze che ci vengono poste, cercando di dare rispetto e responsabilità a tutto quello che segue l'aspetto della malattia e nello stesso tempo cercando anche di dare sostegno fin quanto possibile anche alle nostre attività economiche. Pertanto ecco, questa diatriba delle 22 o 24 credo che risolverà ben poco sia sotto il profilo economico delle nostre aziende, se è solo per il 22 di quella veglia o di quel veglione, anzi correremo anche il rischio di andare a peggiorare questa situazione di pandemia e creando magari problemi maggiori ancora nel mese a seguire. Ci vuole coraggio, ci vuole testa, ci vuole cuore, bisogna metterle in atto. Michele Sigolotto, questo fatto che si potrebbe non fare il veglione perché la messa di mezzanotte potrebbe essere, come ha detto il ministro Boccia, insomma, se per caro Gesù Bambino un anno nasce alle 22 invece che alle 24 non casca il mondo? Questa è anche una considerazione da parte di un ministro non troppo felice, ma detto questo io credo che ormai l'italiano medio, quantomeno qui al nord in Veneto, si sia abituato a queste situazioni. Pertanto ritengo che azzardare uno spostamento di orario nello specifico, come diceva la collega, cambi poco per l'economia. Quindi dobbiamo comunque mantenere un atteggiamento corretto, ma non deve essere il gioco dei numeri, perché qui purtroppo stiamo parlando sempre dei numeri di contagi, di PCM, di ordinanze che vengono calate dall'alto, non sempre chiare, e quello che però fa un po' riflettere è che non essendoci stata una programmazione, è chiaro che la seconda ondata la si pensava ma non fosse così, forse ce ne sarà una terza. Può darsi, quindi dobbiamo comunque stare attenti. Io sono della linea che manteniamo questi limiti, okay? Non è certo questo mese di dicembre che può cambiare tutto, però quello che voglio ribadire, e lo deve fare il governo, è che deve aiutare le imprese che anche per questo mese di dicembre non potranno lavorare come prima, perché io sono dell'opinione che se anche tu apri i ristoranti per questo mese, queste quindicina di giorni, non cambia l'economia. Certo, puoi certo. solo creare un aumento di contagi, perché inevitabilmente in un ristorante comunque tu non hai le protezioni che puoi avere prima. I ristoratori sono tutti molto molto attenti, lavorano in sicurezza, ma è inevitabile la situazione che si viene a creare quando tu sei in un ambito, diciamo così, di convivialità. È inevitabile che comunque o ti metti da solo nel servizio, certo, mensa, però ecco, quindi sono in linea, cioè devono comunque mantenere un rigore, ma devono dire le cose come stanno e soprattutto devono dare gli aiuti subito e immediatamente ai ristoratori, alle imprese, a quell'economia che adesso ormai veicola tutto tramite i grandi distributori online, no? Però le piccole botteghe vanno comunque sostenute, aiutate, e noi sindaci ultimi, no, della filiera ci troviamo sempre spesso ad applicare, a far rispettare più che applicare queste ordinanze, queste disposizioni ministeriali piuttosto che regionali, a volte con delle situazioni anche non sempre gestibili. Però io devo dire, per quanto riguarda il mio comune, ma penso anche a livello territoriale, che il comportamento dei nostri cittadini è corretto e il caso sporadico ci sarà sempre, certo, però insomma, l'atteggiamento comunque è sempre quello di responsabilità. Tiberio Businaro? Allora, sono d'accordo con i sindaci che su una parte del ragionamento, il fatto che comunque noi oggi subiamo passivamente gran parte delle decisioni, mentre potremmo essere molto più efficaci, molto più utili per magari agevolare la risoluzione di questo terribile problema, che è inevitabile che sia impossibile eliminarlo. Bisogna affrontarlo con un po' di raziocinio. La cosa che manca, che è sempre mancata e che secondo me manca ancora, è la programmazione e il ragionamento del dopo. Cioè si ragiona molto su quello che si sta facendo oggi, sul blocco della trasmissione del virus, su molte scelte che possono avere dei benefici a medio termine, a breve termine, ma non si ragiona sul dopo. Ed è la cosa più importante, perché il dopo è l'estate che è passata. Se avessero ragionato subito da marzo sull'estate magari si poteva fare qualcosa in più, ma anche sull'economia, ad esempio i lavori pubblici, quella sburocratizzazione non si è ancora vista, e quello che mi preoccupa maggiormente, mi preoccupa il fatto che noi oggi stiamo subendo molto quello che sta accadendo e stiamo programmando poco.
e sono sicuro e sono certo che sono le scelte che saranno determinanti per quello che avverrà dopo, perché oggi siamo ancora nella fase di controllo, di gestione dell'epidemia, ma mi preoccupa il dopo. Il dopo sarà una terapia intensiva, usando dei termini, sarà una riabilitazione o sarà una ripresa? Secondo me può essere una delle tre cose o tutte e tre insieme, ma le scelte che facciamo, le scelte che deve fare il governo, le scelte che deve fare il governo insieme con noi sono determinanti. Ecco, allora prendo questo assist, resto ancora con Tiberio Businaro, perché uno degli argomenti appunto che determineranno gli anni futuri sono certamente i grandi temi di cui parleremo adesso, che riguardano il Montagnanese, quindi la viabilità, la sanità come territorio e anche lo sviluppo del turismo. Quindi iniziamo dalla viabilità, no? Che è un argomento del quale si sta discutendo molto. Sappiamo che è in fase di definizione la progettazione del completamento della strada statale 10, che poi è stata regionale, adesso è tornata ad essere statale, insomma comunque del tratto di Monselice Mare, chiamiamola così, fino a Legnago almeno. Ecco, può essere questo uno dei punti di partenza? Come sindaco del territorio e anche come esponente, insomma, del partito della Lega, come sta vivendo questa situazione? Perché questo potrebbe essere uno degli asset da cui riparte questa zona. Allora, la questione della SR10 è una questione conosciuta, vissuta, subita, sofferta. Adesso stiamo incontrando, ho visto che già a Borgo Veneto, già Michele Sigolotto si è incontrato in videoconferenza con Veneto Strade per diciamo, la gestione della fine del progetto, anche per le osservazioni molto probabilmente. Noi ci troveremo lunedì. Sì che è determinante la SR10 per il territorio del Montagnanese, da Carceri in su, è determinante, sì, perché è l'arteria che può far scegliere, anche far crescere un'economia. La cosa importante però non è solo quello strumento importante della SR10, ma che cosa farà il territorio. Quindi secondo me nella certezza che la SR10 venga realizzata, perché Elisa De Berti, devo fare un plauso a Elisa De Berti, è stata brava a chiudere una partita, quella del project, che non funzionava e non era una scelta corretta, e a riportare in un progetto intelligente, coerente e fattibile, che era quello della realizzazione in proprio, con soldi che arrivano da Roma e che stanno tentando. Ecco, voglio sottolineare che una delle poche persone, forse l'unico politico del territorio o della provincia di Padova, che si sta spendendo a Roma per la SR10 è Antonio De Poli. E lo dico perché non fa parte del mio partito, ma è giusto dirlo, perché ha fatto, quando lui si è presentato per le politiche, lui disse: che cosa posso fare per il territorio? Io gli dissi: guarda, tu devi assolutamente lottare perché la SR10 si realizzi. La cosa importante è programmare che cosa faremo con la SR10 realizzata. Lo so che è un ragionamento a lungo termine, però è importante riprendere in mano i patti, i piani territoriali, dell'assetto anche urbanistico, artigianale, industriale, cioè come vogliamo che il territorio possa intervenire poi con realizzazioni di strutture artigianali, industriali. Le facciamo ancora con il progetto fatti che abbiamo da qualche anno, o vogliamo modificarlo? Cioè noi dovremmo in questo momento, come dovrebbero tutti, ragionare insieme, perché da una crisi, da una guerra come questa ci si esce solo con una condivisione progettuale. Chiedo a Loredana Borghesani, che è sindaco di Montagnana, diciamo Loredana Borghesani è sindaco di Montagnana, ma è anche presidente delle città venete murate, no? Quindi Murato e Veneto. Quindi un aspetto che sviluppa il turismo veramente in maniera importante. Ecco, allora, Tiberio Businaro ha detto la SR10 praticamente si farà prima o poi, insomma siamo sicuri che si farà. Intanto volevo capire se come sindaco del territorio si sente rassicurata da questo, cioè c'è questa certezza che verrà fatta, perché questa è un'arteria che il territorio aspetta da tanto tempo. L'abbiamo fatto un pezzo fino a Carceri appunto, ma insomma si aspetta da anni. E poi che in futuro immaginiamo dopo, però ecco, fermiamoci un attimo prima sul fatto: lei si sente rassicurata? Questo potrebbe essere il terzo mandato del presidente Luca Zaia, potrebbe essere quello che chiude finalmente questa vicenda e dà alla Bassa Padovana questa struttura per svilupparsi?
Beh, questa è sicuramente una bella domanda, interessante, in quanto sono almeno 30 anni, forse di più, che parliamo di questa arteria. Per quello che mi riguarda sono 15 anni che la sto ormai quasi vivendo, toccandola quotidianamente, e ogni giorno scappa poi di mano la soluzione. Ecco, devo dire che in questo momento comunque, e l'altro giorno ho incontrato anch'io come alcuni dei nostri colleghi, come il collega Sigolotto, la parte tecnica della struttura della Regione Veneto, assieme ai progettisti che stanno realizzando appunto il progetto definitivo Carceri Legnago e il primo stralcio dell'esecutivo, pertanto Carceri Santa Margherita. Pertanto ecco, con fiducia guardiamo a questo nuovo progetto, a questa nuova iniziativa, e vediamo di arrivare in fondo. Sicuramente il percorso tracciato è un percorso interessante, credibile, vediamo di arrivare in fondo. Ecco, sempre il bicchiere mezzo pieno, andiamo avanti e vediamo di mettere ognuno quello che possiamo per accelerare questi passaggi. In effetti sono in corso da parte di noi comuni delle osservazioni che andremo a porre sul tavolo di Veneto Strade il giorno 14 dicembre. Pertanto ecco, fin qua tutto bene, sicuramente sarà un intervento interessante con una ricaduta economica anche sotto l'aspetto di opere pubbliche legate appunto a questo tratto di SR10, che peraltro correrà anche sul tratto del tubone NOFAS di Acque Venete, altro intervento da 22 milioni, e appunto è un percorso che correrà in parte in modo parallelo. Pertanto ecco, sotto questo profilo avremo una ricaduta di opere interessanti nei prossimi anni. Detto questo, per quello che riguarda la ricaduta invece sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale del nostro territorio, a mio avviso dobbiamo essere molto attenti per quello che riguarda quando si crea una circonvallazione. Comunque un centro storico, un centro comunque subisce delle perdite di viabilità, di entrata ed altro. Nello stesso tempo questa la stiamo aspettando invece da molti anni, proprio per toglierci il traffico pesante dal centro e soprattutto da quel percorso di circonvallazione attorno alla nostra cinta muraria. Io sono pertanto convinta che togliendoci il traffico pesante, portarlo nella circonvallazione nella nuova SR10, daremo possibilità in modo più veloce, stante anche la Valdastico che arriva a 3 km da Montagnana, di poter avere l'ospite che arriva in modo migliore, in modo più agevolato, in modo più veloce. Pertanto credo fortemente in questo intervento anche per uno sviluppo turistico della nostra città. Sotto il profilo urbanistico mi fa anche piacere fare una parola rispetto a questo. È un patio approvato, se non erro, nel 2011 ancora, chiuso con grande difficoltà nel territorio, laddove oggi credo non molto potremmo fare, anche perché dobbiamo adeguarci alla nuova normativa legata al consumo del suolo, se non l'individuazione della rigenerazione, della riorganizzazione dei capannoni esistenti. Chiaramente ci sono ancora degli spazi in cui si può andare a costruire in alcune delle nostre aree, parlo del territorio, non di Montagnana in questo momento, ma sicuramente la riorganizzazione e riqualificazione dei nostri capannoni e delle nostre aree industriali. Pertanto ecco, da una parte la viabilità andrà a servire la parte del turismo, ma dovrà anche andare a servire quella possibilità di insediamento di nuove aziende o di riorganizzazione di nuove aziende, andando anche a cercare un progetto di riqualificazione delle aree industriali stesse, individuando con una mappatura perché guardiamo il futuro, no? Non possiamo guardare ieri, guardiamo proprio il futuro, andando a fare appunto questa mappatura di servizi e sottoservizi di cui dispongono le nostre aree industriali, e porci in vendita tra virgolette verso l'esterno, verso delle aziende in salute. Michele Sigolotto, quindi diciamo c'è fiducia, no? Cioè ottimismo verso questo SR10. È una sensazione che secondo lei viene condivisa dal territorio? Cioè i cittadini ci credono a questa possibilità che finalmente dopo tanto tempo si arrivi finalmente alla SR10? Allora, i cittadini su quest'opera ormai hanno la propria considerazione, però io chiedo a loro l'ultimo sforzo, che è quello di crederci. Di crederci perché questa opera incompleta è stata determinante per gli ultimi 15 anni per il territorio.
Lo è stata determinante perché è stato deciso di fare un ospedale perché lì doveva continuare l'SR10 e collegare il Montagnanese. È stato deciso di fare un casello in Santa Margherita d'Adige, ora Borgo Veneto, perché lì doveva esserci l'intersezione con la nuova SR10. E fortunatamente sta andando avanti il collegamento del famoso tubone di portare acqua, tra virgolette, pulita al Montagnanese, la zona diciamo contaminata da PFAS, e questo sta andando avanti. Io nel mio territorio sto pagando nei centri abitati la mancanza di questo collegamento, perché il traffico pesante che arriva dal Vicentino esce nel centro abitato di Santa Margherita seguendo le strade comunali, quindi creando tutto quel disagio che la qualità della vita sta venendo a mancare. Quindi quest'opera, io non è che ci voglio, che deve essere fatta, ma come? Gli interventi che hanno fatto i colleghi sono tutti comunque in quella direzione. Noi ci dobbiamo concentrare tutto il territorio. Ovviamente ogni territorio è a sé, c'è chi ce l'ha a 100 metri, c'è chi ce l'ha a 4 km, ma l'indotto che potrà creare questa nuova arteria è straordinario, fondamentale per uno sviluppo innanzitutto di qualità della vita e uno sviluppo anche moderato ma intelligente. Con la legge del consumo del suolo ha rivisto completamente il piano di assetto territoriale intercomunale. Il mio comune sta redigendo il PAT, che è un comune nuovo ed è composto da 3 comuni, quindi un PAT già esistente che era Saletto, uno in corso d'opera che era Meridiano San Fidenzio e l'altro di Santa Margherita che non c'era. E la viabilità in questo PAT comunale, quindi l'ex PRG, è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Quindi questa progettazione, questi incontri, che ringrazio anche io l'assessore, perché comunque non è stato facile chiudere quello che c'era e ripartire con qualcosa di nuovo, con un momento straordinario che stiamo vivendo anche economico per quanto riguarda le opere pubbliche. Quindi si deve andare avanti, facciamo tutti uno sforzo. Io quando qualche giorno fa ho incontrato in videoconferenza i tecnici e ovviamente ci chiedono le varie opzioni, perché adesso c'è la volontà e la fretta di andare avanti, e il compito nostro sarà quello di, con i cittadini interessati da espropri, che sa come funziona in Italia, basta una virgola per rimanere fermi un anno con un esproprio, e sarà compito nostro dei sindaci cercare di fare da intermediari perché questo non avvenga. Quindi io chiedo uno sforzo a tutti, ai cittadini in primis, crediamoci, ci siamo, i soldi dovranno arrivare perché questo territorio li deve pretendere, e quest'opera sarà sicuramente per il futuro dei nostri figli fondamentale, insomma. Ecco, prima di aprire il tema della sanità, che sicuramente è quella nella quale ci concentreremo verso nella seconda e ultima parte della trasmissione, volevo tornare un attimo da Tiberio Businaro, perché questa spinta che ha dato, questo spunto che ha dato il sindaco di Borgo Veneto è importante. Cioè dice, la viabilità determinerà il nostro futuro, il futuro del nostro territorio. Il sindaco borghesano l'ha detto chiaro, ha detto con la SR10 turismo e recupero della nostra attività industriale. Allora, Tiberio Businaro, Carceri è in una posizione baricentrica, no? Perché c'è la Monselice Mare, eccetera, eccetera. A pochi chilometri da Carceri, da est, c'è Agrologiche, che diventa un centro logistico fondamentale per quello che riguarda la Bassa Padovana. Sappiamo che da lì passeranno il mercato delle carni del gruppo Despar. Allora, nel Polesine, qua vicino a noi, c'è il magazzino di Amazon che ha già aperto. Allora chiedo, Tiberio Businaro, e poi ovviamente questo la condivido anche con gli altri ospiti, il futuro di questo territorio è un futuro fatto di turismo e logistica, o c'è ancora spazio per delle aziende, per delle imprese, per delle attività industriali produttive come le intendevamo fino agli anni 80-90? Quando prima parlavo di scelte, pensavo proprio a questo, pensavo che di fatto non c'è ancora un progetto di territorio e l'individuazione del territorio, di quale sarà la nostra identità di territorio. Cioè non abbiamo uno specifico settore che valga diciamo il nome di poter dire che siamo un territorio vocato a. Siamo un territorio che deve anche trovare una propria identità. Spero solo che non si pensi che la SR10 possa portare sviluppo di attività industriali importanti, e che non sia solo quello che può essere il nostro percorso, perché di fatto oggi il nostro territorio potrebbe invece orientarsi su settori molto importanti, quello della green economy, magari anche della bioedilizia, puntando
sulla sensibilità e sull'emotività che questa, tra virgolette, guerra sta modificando anche lo stile di vita. E sicuramente c'è un orientamento verso l'economia circolare, il fallimento della globalizzazione che già era in difficoltà. Oggi gli stati sono chiusi in se stessi e i territori sono chiusi in se stessi e le persone vivono in una dimensione, stanno già vivendo e vivranno in una dimensione totalmente diversa e orientata all'ambiente, alla salute, allo stare bene e al benessere. Quindi piste ciclabili, turismo, tutti quelli che sono i prodotti che abbiamo, meravigliosi, eccezionali prodotti che abbiamo al territorio, avranno sicuramente un faro puntato, perché sono la nostra fondamenta. E poi secondo me c'è lo spazio per metterci qualcos'altro, però parlo proprio di queste scelte qua che vanno fatte insieme e vanno decise insieme per darci proprio un'identità, perché chi arriva nel nostro territorio debba finalmente avere un'arteria che lo percorre fino alla fine, fino a Montagnana, e deve anche sentire che è in un territorio che ha una vocazione, che ha un'identità e che ha anche il coraggio magari di fare delle scelte nuove. Loredana Morghegian, questa area fra Monselice e Est è stata per tanti anni considerata, a ragione perché lo dicevano i numeri, l'area europea con la maggior concentrazione di cementifici, no? Era un'area che, dovuta alla presenza di Colli Ugani, aveva 2 cementifici a Monselice, 1 a Est, quindi una vocazione industriale. Tu passavi per Monselice, c'erano i camini della cementifici che funzionavano. Stiamo lasciando quel tipo di struttura di economia per andare in un'economia completamente diversa? È questa la sfida che abbiamo come territorio, quindi amministratori, anche operatori dell'informazione, cultura, cioè passare dalla cultura del, tra virgolette, lavoro operaio alla cultura dell'accoglienza, del turismo, della logistica, o è troppo presto per dire questo? Allora io farei una considerazione innanzitutto di questo tipo. Per determinare lo sviluppo del nostro territorio, probabilmente anche altri, ma parliamo del nostro in questo momento, noi abbiamo bisogno di infrastrutture viarie, l'abbiamo già fin qua ben espresso, è necessario averla, bene la Valdastico, vediamo già della grande soddisfazione nel raggiungimento veloce con il nostro territorio e la parte vicentina piuttosto che anche di Rovigo, ma l'altra infrastruttura indispensabile e necessaria è la fibra ottica e tutto quello che riguarda il collegamento. Pertanto, se noi non riusciamo ad avere questo, non avremo né la parte turistica che si collega, non avremo le scuole che si collegano, non avremo le imprese che si collegano. Pertanto le nostre forze devono andare intanto nell'infrastruttura. Questi sono i 2 elementi determinanti. Poi dopo dobbiamo fare tesoro anche di quello che è la qualità della vita, che in questi anni ci ha permesso di apprezzare determinate situazioni, e dobbiamo chiaramente andare a sfruttare questo. Abbiamo dei tesori tipo l'economia turistica che non abbiamo sviluppato nei decenni trascorsi, dobbiamo impegnarci e andare in quella direzione. È un oro che abbiamo in casa a titolo gratuito, parlo di Veneto e parlo di Italia, ecco, pertanto direi decisamente questo. E poi, come dicevo prima, l'attenzione alle nostre aree industriali che non avranno più però la stessa caratteristica, credo, di quello di cui si parlava prima, del cementificio, piuttosto che credo che, anche perché là siamo in un contesto di un'area, di un parco di Colli Ugani, sì. Stiamo parlando di un qualcosa che deve, a mio avviso, essere preservato nel rispetto di posti di lavoro, ma vediamo di trovare delle soluzioni anche alternative che ci sono. Per quello che riguarda l'ambiente, e chiudo, abbiamo giusto festeggiato, tra virgolette, con il consorzio Nord-Est e con le associazioni di categoria economiche del mondo della ruralità, giusto la settimana scorsa, i 20 anni di azienda pulita, laddove in modo anche simbolico ma anche pratico, e sono numerose le aziende che hanno aderito, si va a raccogliere il rifiuto dell'azienda agricola
viene lavorato e fatto proprio l'economia circolare, poi dopo nel riscaldamento, nell'innovazione. Pertanto ecco, facciamo tesoro di quanto abbiamo in questi anni e siamo riusciti a portare avanti, a conoscere, a trasmettere anche come sensibilità a un territorio, inteso sia all'amministratore ma sia anche al nostro cittadino, e vediamo di sviluppare tutto questo assieme. Chiarissimo, chiarissimo. Michele Sigolotto, è una strada percorribile questa? Assolutamente sì, però bisogna sempre fare sintesi, nel senso che comunque i tempi stanno cambiando, anche quest'anno un po' particolare che ha condizionato tutte quelle che sono le nostre anche scelte strategiche, anche l'azienda stessa, il fatto di comunque mettere il proprio dipendente dove è possibile a lavorare in smart working non è come essere presente, lo vediamo anche nelle nostre municipalità, non è la stessa cosa, quindi ci dobbiamo un po' adeguare. Fondamentale è il collegamento tecnologico, quindi la fibra deve arrivare subito e ovunque, perché questo ci permette di bypassare tutti quei limiti anche di investimenti intelligenti, dico io, di qualche azienda che possa fare questi investimenti, che non devono essere per forza il camino che fuma, ok? Perché quelli sono investimenti degli anni 60 dove c'era il boom di quell'economia, e adesso c'è tutto un altro sistema di fare economia, perché ricordiamoci che gli investimenti sono posti di lavoro, okay, aziende, e crea indotto, le famiglie vengono a viverci, perché comunque il nostro territorio della Bassa Padovana, parlo di Bassa Padovana, è un territorio che si vive bene, perché se tu vuoi fare la passeggiata nella ciclabile dell'Agine da Montagnana a Borgo Veneto, a Cacceri, a Vighizzolo, lo riesci a fare, tanto più adesso che è andato avanti anche, sta andando a conclusione insomma il percorso ciclabile dell'anello delle città murate, quindi è tutto quello che il nostro territorio può offrire, ma lo deve offrire in maniera intelligente e moderata. Noi dobbiamo comunque stare attenti a questa cosa. Bene la legge sul consumo del suolo, va bene, perché abbiamo le nostre zone industriali degli anni 80-90 sono fatte a macchia di leopardo, ogni comune ha la propria. Era stato fatto un disegno nel fine degli anni 2006-2007 con il famoso Parco del Fiumicello. La mancanza della regionale 10 ha determinato la fine di questa cosa. Quindi, ritornando al discorso in premessa, è fondamentale il collegamento moderno, cioè le infrastrutture vanno rese moderne, perché comunque il collegamento, che sia turistico ma industriale, commerciale, deve esserci. Questo ti permette di sviluppare la zona. Arriviamo alla infrastruttura più importante, il tema dei temi, che è quello che riguarda la sanità. Sappiamo che in questi mesi abbiamo visto in televisione più medici che calciatori, ecco, per non dire altre cose, sicuramente più medici che cantanti, ecco questo. E tutti siamo diventati, a nostro malgrado, esperti di quello che è la differenza fra un ricovero, una terapia intensiva e una terapia subintensiva, al punto che appunto anche prima Tiberio Bugnano lo usava come esempio. Ecco, il nostro territorio, la nostra zona, la Bassa Padovana, sta subendo questa situazione un po', perché sappiamo bene la storia dell'ospedale di Schiavonia, non stiamo a ripeterla perché l'abbiamo iniziata a raccontare proprio qui a Prima Free nel mese di febbraio, però ecco, allora, resto da Michele Sigolotto. Tema libero, 3 minuti, situazione della Bassa Padovana per quello che riguarda la sanità. C'è malcontento un po' da parte dei cittadini per quello che riguarda il servizio sanitario, cioè come si può far capire che ci sono dei sacrifici da fare, fino a che punto questo territorio deve sacrificarsi, insomma, ecco, questo poi ovviamente ne parlano anche gli altri due sindaci, insomma, ma è un tema che non possiamo eludere, perché purtroppo la pandemia non sparisce stasera, anche se tutti noi vorremmo che fosse così, e quindi con questa situazione di emergenza bisogna imparare a conviverci. Allora, ci sono due aspetti, uno tecnico di responsabilità e un altro di sentimento recepito. Allora, il sentimento che la popolazione dell'ex 17 ha è che è priva di un ospedale. Punto. Questo è un dato di fatto. In un bacino di 180.000 abitanti su 1 milione, l'unico territorio che è scoperto di un ospedale dove si possa ricoverare il trauma della strada, l'arresto non c'è, okay? Deve essere per forza trasportato in altre strutture dell'azienda sanitaria locale, ma lontano dal territorio. Ovviamente questo all'inizio è stato recepito male, ma l'abbiamo recepito male anche noi sindaci, perché eravamo privi di informazioni. Il sindaco, nelle proprie responsabilità, ne ha due fondamentali, che è titolare della salute pubblica
e della sicurezza pubblica dei propri cittadini, quindi fa parte di tutti quei tavoli, quegli organismi dove ci sono le cose che vengono decise. Purtroppo lì c'è stata una mancanza perché è una pandemia che ci è venuta addosso, abbiamo visto dopo in che forma. All'inizio ci è stato detto che il nostro ospedale Schiavonia era stato scelto perché era un ospedale moderno, quindi aveva tutti i sistemi tecnologici affinché potesse essere un ospedale per salvare le vite, e noi l'abbiamo capito quando ce l'hanno detto. Abbiamo comunque chiesto più volte delle garanzie alla Regione affinché si potesse usufruire degli ospedali di confine. Okay? Abbiamo fatto anche dei sit-in, abbiamo fatto anche sempre comunque con l'intelligenza istituzionale, mai andare contro a nessuno. Abbiamo sempre cercato di farlo in maniera moderata, però l'abbiamo fatto. Ad oggi, ieri sera abbiamo avuto un'ennesima conferenza, era presente anche l'assessore. Non abbiamo ancora avuto una risposta, ma perché probabilmente non la sanno neanche loro, perché quello che sta accadendo a livello anche nazionale è quello che viene proprio, è l'esempio di quello che sta accadendo qua. Comunque questa seconda pandemia rispetto alla prima, in quel di Schiavonia, vengono comunque garantite dei servizi che prima non c'erano. L'oncologia medica è rimasta lì, il punto parto è rimasto lì, il punto pronto soccorso è diventato punto di primo intervento. Ci sono anche, non lo dicono, ma ci sono anche dei posti letto in OBI e l'osservanza breve, no, intensiva, quindi ci sono delle cose in più rispetto a prima. Questo perché forse hanno capito che il territorio era scoperto da questa cosa. Però il cittadino medio, la domanda che pone al sindaco di Megaccia, ma non posso più fare la visita di controllo oncologica perché devono... come? E questo purtroppo è una situazione che si è venuta a creare. Ma perché? Perché quell'ospedale lì potrebbe essere considerato un ospedale possibile contagioso, quindi c'è un rischio potenziale per chi accede in quella struttura. Non è così. Non è così, perché comunque tutti gli accessi in quel di Schiavonia sono controllati e hanno un proprio accesso, diciamo, individuale. Cos'è che paghiamo? Io ieri sera ho fatto una domanda diretta prima che si collegasse l'assessore. Quanti sono i ricoverati in malattie infettive in tutta la provincia di Padova? 202. Quanti a Schiavonia? 112. Allora noi abbiamo più della metà dei ricoveri di 900 utenti, 900.000 utenti che sono ricoverati in quel di Schiavonia. Allora, va bene, ma anche no, perché comunque quell'ospedale è stato blindato per quelle cose lì e ci sono 112 pazienti su una potenzialità di oltre 400. Ok? Quindi queste cose ce le devono spiegare e comunque, a mio avviso, considerata l'esperienza della prima, dovrebbero averle perequate anche negli ospedali dell'Alta, che non abbiamo niente contro l'ospedale dell'Alta, anzi la sanità veneta, Patavina nello specifico, è eccellente, però abbiamo ospedali di Padova, abbiamo ospedali di Campo San Piero, l'ospedale di Cittadella, aggiungiamoci Castelfranco che è a Treviso, ma è comunque nell'arco di 20 km. Nella Bassa abbiamo un unico ospedale che ci è stato privato nella sua parte, quindi c'è una responsabilità istituzionale che dice sì, è un ospedale moderno e salva le vite, ma ci mancherebbe altro. Abbiamo amici che sono entrati lì dentro, che fortunatamente sono tornati a casa, ma abbiamo anche la consapevolezza che quello che si doveva e che comunque magari in altri territori viene garantito, qui da noi è più difficile. Ecco perché congiuntamente abbiamo chiesto: dateci la possibilità di potersi curare anche negli ospedali di confine. L'assessore ieri sera ha dato, mi sembra, un ok preventivo, ma formalmente è da un po' di tempo che le aspettiamo questa cosa, quindi è un po' così. Speriamo che questa esperienza serva anche a chi gestisce la sanità veneta, al quale va tutta la mia stima, perché non è semplice, e lo vediamo nei dati nazionali che il Veneto comunque ha un qualcosa in più. Sia rimasto zona gialla, per carità, a parte gli aspetti politici e economici, perché il Veneto è più della metà dell'economia, è un dato di fatto, insomma, quindi la sanità in Veneto funziona. Nel caso specifico, nel nostro territorio, siamo stati particolarmente penalizzati e speriamo che questo serva. L'assessore, e chiudo, ci ha detto ieri sera che tutto ritornerà come prima, anzi meglio di prima, perché i monitor che sono stati acquistati per terapia intensiva a Schiavone rimarranno lì, quindi è un valore aggiunto. Le strutture, tutte quelle modernizzazioni che ci sono state all'interno dell'ospedale rimangono. Ecco, però speriamo sia così, insomma. Ecco. Tiberio Businaro. Allora, noi abbiamo vissuto la sanità nel nostro territorio negli ultimi decenni con una perdita continua percepita molto bene da alcuni territori. La scelta dell'ospedale unico era stata condivisa con i sindaci.
e questo, sindaci che c'erano prima di noi, e era una scelta interessante. Purtroppo poi si è verificato che, giustamente come si parlava prima, non sono state fatte le arterie, non è stata fatta l'urbanizzazione prima della grande opera. E poi ovviamente quei territori lontani, non facilmente accessibili all'ospedale, che non accedono facilmente all'ospedale di Schiavonia, si sono sentiti lontani dalla sanità. Quindi Masi, Castelbaldo, ma la stessa Montagnana, distante da. Quindi noi partiamo già da quel presupposto lì. La sanità nostra si è centralizzata in Schiavonia, è difficile da raggiungere, e Schiavonia non ha avuto la forza di crescere sotto l'aspetto della qualità e della visibilità che dovrebbe avere un ospedale di quella caratura, per essere comunque un punto importante della sanità del Veneto, non solo della Bassa Padovana, perché non era ancora diventato in condizioni normali, non aveva ancora sviluppato tutte le sue potenzialità. Poi arriva il Covid e noi ci troviamo in questa situazione, la situazione della regione che deve scegliere. Le scelte sono sempre difficili, in qualsiasi caso, quando c'è un'emergenza, le scelte non vanno mai a favore di tutti o a favore in modo omogeneo del territorio, ma sono le scelte migliori che si possono fare in quel determinato momento. Il sacrificio nostro è incredibile, è notevole, è vero che è un sacrificio troppo ampio, è vero che è un sacrificio che è una sperequazione rispetto ad altri territori. È un sacrificio maggiore che non abbiamo fatto noi, Noi abbiamo subito, come sindaci, come territorio, abbiamo subito delle scelte. Noi siamo sicuri che le scelte sono state fatte con gli strumenti che c'erano e per il bene di tutti. Però in realtà il nostro territorio sta subendo delle difficoltà e si porteranno avanti queste difficoltà, perché è vero che se si chiude con la pandemia, resta l'ospedale, resteranno i reparti, ma cosa resterà di quei reparti? La cardiologia chiusa per 3 mesi è una cosa, ma la cardiologia chiusa per 1 anno è una cosa diversa, perché quanti di quei medici resteranno? Stanno andando via i medici. Allora se è una cosa su cui sono critico, ed è vero anche che io sono stato sempre critico all'interno di un ragionamento tra colleghi, ma non ho voluto più di tanto esternalizzare, perché c'è un problema. Il problema principale è la mancanza di politica del territorio. Noi non ci siamo nelle stanze dei bottoni. La Bassa Padovana non ha un rappresentante con cui che ci possa aiutare ad avere un peso politico, perché le scelte siano omogenee nel territorio, perché nei mesi estivi si poteva fare qualcosa di diverso, si sapeva che arrivava la pandemia, ci sono delle strutture alternative in cui si poteva mantenere più servizi, chiaro. Quindi tra l'altro anche l'ospedale di Schiavonia è meraviglioso per fare delle scelte, perché non c'è un ospedale in provincia di Padova, ma non credo che non ci sia neanche nel Veneto, che si possano dividere settori con grandissima serenità e tranquillità. Ma nei mesi estivi sì, abbiamo guadagnato qualche servizio in più, è vero, Michele ha ragione, e perché abbiamo rotto, tra virgolette, un po' le scatole, abbiamo chiesto quello che è necessario che ci sia. Ma nel frattempo però qualche difficoltà sta continuando alla lunga ad esserci, perché ci sono medici che stanno andando via, ci sono cose che si potevano mantenere, ad esempio la parte della terapia subintensiva non è stata lasciata lì, ma è stata portata a Cittadella. Hanno portato a Cittadella dei posti di subintensiva perché i medici non hanno più voluto venire qua a Schiavonia per mantenere la locazione nel proprio territorio e che non si spostassero i medici. Quindi stanno arrivando meno medici rispetto alla prima fase, ad esempio, in supporto. Questa nostra solidarietà dovrebbe essere, se non altro, riconosciuta.
Quindi nei prossimi mesi ci vuole anche una programmazione perché ci sia maggiore attenzione per il nostro territorio, ed è per questo che io ho chiesto e chiedo massima sensibilità dai colleghi sindaci che rappresentano l'US6 e dai dirigenti, che ovviamente i dirigenti vengono scelti dalla Regione Veneto, dai consiglieri regionali e quant'altro. Quindi non mi risulta che noi abbiamo avuto e avremo voce in capitolo nella scelta dei dirigenti. Una critica anche sulle scelte va fatta prevalentemente dove deve essere fatta. Non pensiamo che Zaia sia il responsabile di tutte le scelte dei vari territori, ma Zaia ha una macro visione, una macro gestione del problema, e poi nei territori sono dirigenti che hanno le proprie responsabilità. Mi fermo qua. Ecco, Loredana Borghesan, allora, due interventi belli densi, insomma pieni di spunti. Mi permetto di aggiungerne soltanto due velocemente. Lei era, anche Michele Sicurotto ovviamente c'era in prima linea nel famoso sit-in, quello poi culminato con il controllo dei vigili, avevamo in diretta anche noi, ci ricordiamo bene, quindi insomma siete sindaci che vi siete spesi da questo punto di vista. L'altro tema è, diceva giustamente Tiberio Businaro, in questo periodo d'estate si potevano fare delle cose, si potevano mettere più servizi, ovviamente queste cose costano, siamo già come paese sovraindebitati, eppure continuiamo a non volere il MES. Invece Forza Italia è uno dei pochissimi partiti che dice no, prendiamo questi 36 miliardi a tasso zero per fare anche queste iniziative. Ecco, però mi sono permesso di aggiungere queste due cose, però mi interessava capire un po' anche il suo parere, perché qua dell'ospedale, come era ovvio, abbiamo parlato tutti con grande passione. Beh, la tematica legata all'ospedale sicuramente ci ha visto tutti con grande attenzione, nel mese di febbraio anche con delle proposte fatte dagli amministratori. Io credo, e qua non me ne voglia il collega Tiberio, devo fare una piccola chiosa, è vero quello che lei sta dicendo, ovvero gli amministratori devono fare sintesi, devono fare corpo unico, condividere determinate scelte per il territorio, ma dobbiamo esserci tutti. In alcuni momenti gravi, importanti, ospedale SR10, io non ho visto unanimità sul territorio. Fatta questa chiosa, un attimo doverosa in questa serata, andiamo dalla parte della concretezza delle cose, laddove è un territorio che soffre veramente della mancanza di questa struttura di Schiavonia. Per quello che mi riguarda, per le testimonianze che posso anche portare, ante pandemia l'ospedale di Schiavonia aveva anche raggiunto dei livelli molto alti di eccellenza nei suoi primari, oltre che nelle attrezzature e che nei servizi. Pertanto ecco, un lavoro fatto che molto probabilmente in quest'anno sarà in qualche modo un po' così, sicuramente ben ridotto, si dovrà ripartire nuovamente. Pertanto ci vorrà una volontà tecnica e politica veramente di fare ripartire il nostro ospedale come la struttura tutta stessa, il motivo per cui era nato nel nostro territorio, sopprimendone 4 di ospedali, era nato. Nel frattempo auspico che anche la SR10 arrivi e pertanto auguriamoci un po' tutto questo. Nel frattempo, come in qualità di amministratori, con la consapevolezza delle difficoltà che i nostri cittadini si trovano nel raggiungere realtà diverse rispetto anche all'ospedale di Schiavonia stessa, come si diceva prima, no? Siamo in un ordine gerarchico, siamo gli ultimi di una filiera, parlo dal governo centrale fino appunto al sindaco, ma siamo i primi in prima linea con i nostri cittadini a dover dare delle risposte. Di conseguenza, per esempio, con la nostra amministrazione in questo momento abbiamo organizzato la possibilità di fare dei trasferimenti in collaborazione con un'associazione locale che ha i mezzi idonei per trasportare anche persone con disabilità, andando a finanziare come ente pubblico, come comune, perché a questo noi arriviamo per poter dare delle risposte. Purtroppo abbiamo messo a disposizione un fondo per poter permettere questi trasferimenti, chiaramente individuando un ISEE di famiglia ed altro. Pertanto ecco, questo per testimoniare la consapevolezza delle difficoltà che esistono sul territorio. Detto questo, è assolutamente indispensabile poter prendere quei fondi legati al MES per
le varie attività sanitarie. Ne possiamo beneficiare tranquillamente anche nel Veneto all'interno di tutte le nostre strutture. È importante, è chiaro, non andarsi a indebitare, questo è altrettanto un passaggio, però qua stiamo parlando di un fondo che ci potrebbe permettere di integrare quei servizi a livello nazionale chiaramente, ma anche il nostro Veneto, la nostra provincia, le nostre realtà ne potrebbero beneficiare. Siamo in chiusura perché il tempo sta per finire, è una serata ovviamente molto densa perché ovviamente, come si sa, quando si parla con 3 sindaci, tra l'altro in questo caso anche sindaci esperti, preparati, diciamo così, gli spunti sono parecchi. Quindi io vi lascerei un minuto e mezzo a testa per concludere un po' di ragionamenti, magari facciamo il giro inverso, iniziamo proprio da Loredana Borghesan per concludere un po' il senso di questa giornata, l'anno che sta arrivando, del 2021, cosa ci aspetta nel Montagnanese? Bene, allora innanzitutto un amministratore ha la necessità di guardare sempre avanti, forse lo dicevo anche prima, abbiamo 2 occhi, un occhio dobbiamo averlo sulla quotidianità, su quello che succede in quella giornata stessa, con quelle problematiche, ma un occhio lo dobbiamo lanciare oltre per fare programmazione e per avere una visione di programmazione. Pertanto questo credo sia determinante e anche come siamo abituati a essere noi in modo pratico e in modo concreto. Per quello che riguarda il 2021, guarda in cantiere per quello che riguarda il Montagnana quantomeno, ecco, ma vediamola un po', caliamola, poi decliniamola un po' per tutto il territorio perché credo che abbiamo una uniformità di realtà, no? Se pensiamo alla parte della storicità, partiamo da Montagnana, ma Este, ma Monselice, pertanto ecco, possiamo essere uniti da un fil rouge, da una serie di iniziative pertanto legate a quello che è il turismo. Stiamo facendo, permettimi ancora un concetto, ci stiamo collegando il giorno 3 dicembre ancora con Xi'an, con la Cina, con un'altra città murata del Regno Unito, con l'associazione Città Murate del Veneto, proprio per continuare a tessere quelle relazioni in attesa che questo momento di pandemia passi e che poi queste nostre 33 città murate del Veneto possano avere quelle redazioni che permettano uno scambio culturale, promozionale, ma anche di carattere economico. Mettiamo assieme un po' tutto questo, stiamo collaborando anche con il GAL, fammelo dire, sono iniziative un po' così, ma è là dove si è lavorato nel tempo, no? Ci si mette la passione, si è lavorato con il GAL, proprio sempre ancora con le città murate, ma capiamo che ci sono le 35 del Veneto, ma abbiamo le nostre padovane, laddove raccogliere le varie istanze e necessità, e si sta preparando, è pronto un progetto di circa 20 milioni di euro per vedere di riuscire a attingere fondi dalla comunità europea nei suoi vari comparti, piuttosto che da altri tipi di, proprio per pensare in prospettiva in questa direzione. Però quello che ancora una volta vedo molto vicino è proprio questa riorganizzazione delle nostre aree industriali. La parte storica turistica la stiamo curando ormai in tutto questo decennio, adesso dobbiamo fare un passo oltre, andare anche in quella direzione e poi dobbiamo pensare ai nostri servizi. Tiberio Businaro, considerazioni finali, conclusioni? Io credo che siamo in mezzo a una trasformazione importante del territorio. Quando vivi una trasformazione, così come è stato nel Medioevo, non si pensava poi, non si riusciva a vedere il Rinascimento. Io credo che noi spesso magari la vediamo in modo negativo perché siamo in una trasformazione continua, quindi tutto quello che avverrà nei prossimi anni è stato programmato, progettato e quindi sotto un certo aspetto, sebbene in certi momenti non c'è stata sempre un'unità del territorio nel raggiungimento, nell'intenzione di raggiungere gli obiettivi nello stesso modo, però comunque gli obiettivi sono stati visti e seguiti e molte scelte sono state fatte. La fibra arriverà perché il lavoro è stato fatto con i soldi del Ministero e lo aveva fatto anche il Veneto in ritardo come al solito, ma questo per cause di opere pubbliche e quindi di difficili programmazioni. La fibra arriverà per essere 10 e il nostro territorio potrà sicuramente valorizzare prodotti, le proprie caratteristiche, le città murate, il turismo e un occhio particolare alla bellezza. Secondo me il nostro territorio può essere ancora più bello, verde pubblico,
verde, alberi, piste ciclabili, e questo non sono investimenti, ma sono investimenti che fanno vivere bene e che fanno scegliere anche di vivere in questo territorio e di restare in questo territorio. Si può vivere in questo territorio, si può vivere bene, è un bellissimo territorio e bisogna crederci. Michele Sigolotto, l'anno che sta arrivando. L'anno che sta arrivando spero sicuramente, ma insomma una frase fatta, sia migliore di questo che si sta chiudendo. Se mi permetti, direttore, volevo fare una considerazione così, rivolgermi quelle fasce deboli che hanno subito questa pandemia maggiormente, che sono i bambini, le scuole e gli anziani. Gli anziani perché sono custodi della nostra memoria e magari loro supportano maggiormente questa cosa, e se li trovi in giro senza mascherina è perché il loro ego, visto la guerra, okay? Quindi è comunque un qualcosa acquisito che fai anche fatica. Ma i bambini soprattutto stanno vivendo questo momento, stanno somatizzando tantissimo a questa cosa. Io ogni tanto penso come i colleghi, un giretto alle scuole lo vado a fare, perché io penso che fare il sindaco e andare alle scuole sia la migliore, la soddisfazione maggiore, perché da resto se fai un'opera pubblica hai fatto 99 non hai fatto 100. Alle scuole i bambini sono sempre comunque una soddisfazione grande per tutti, quindi a loro va una speranza per il 2021, che sia un anno sereno, e il ringraziamento alle loro famiglie perché hanno saputo comunque gestire questa emergenza anche in una situazione un po' assurda, mascherina, non mascherina, fino ai 6 anni, i contagi a scuola, se un insegnante è rimasto meno di 48 ore. Prima parlavo di numeri, purtroppo sono questi che limitano anche la loro, diciamo così, ingenuità, naturalezza. E alla struttura pubblica, agli uffici comunali, provinciali, alle forze dell'ordine, quelli che comunque hanno saputo continuare a fare il proprio mestiere, il proprio lavoro, essendo esposti in prima persona al rischio, perché sappiamo che se in un comune c'è un contagio si chiude il servizio, ma non si può chiudere il servizio ai cittadini. Quindi a tutti questi, magari sono andato fuori argomento, ma io auguro veramente che l'anno 2021 sia migliore, perché l'esperienza che ci siamo fatti in questo 2020 possa essere, diciamo, di un bagaglio importante. Chiudo, ero qualche giorno fa al bar a mezzogiorno, un signore mi fa: sindaco, nel 2010 abbiamo avuto le alluvioni, chi pensava che nel 2020 siamo tutti a mascherina? Ecco, però l'abbiamo superato. Abbiamo superato, l'alluvione ha coinvolto in maniera distinta un po' tutto il territorio della Bassa Padovana. Questo ha coinvolto il mondo, cioè, quindi speriamo, anzi sono sicuro che ne usciremo, perché la tecnologia e la scienza ce l'abbiamo anche in Italia, in Veneto, e quindi l'auspicio è che il 2021 sia migliore senza dubbio di questo 2020. Sì, sì, ci auguriamo, anche perché non diciamo che sarà difficile peggio, perché qua la fantasia non è mai limite, no? Cioè, la sfortuna ci vede, è piena di fantasia. È stata una bellissima trasmissione di Scanner, un momento di confronto in cui abbiamo potuto parlare di grandi temi di questo territorio bellissimo, come sono tutti bellissimi quelli della nostra zona, ma diciamo il montagnanese ha un fascino davvero particolare, quindi finalmente possiamo parlare anche un po' di temi ampi con un po' di tempo. Quindi io saluto e ringrazio Loredana Borghesan, sindaco di Montagnana, grazie per essere stata con noi, sindaco. Grazie direttore, buonanotte a tutti. Michele Sigolotto, sindaco di Borgo Veneto, grazie Michele. Grazie, un saluto a tutti, ai colleghi, agli ospiti. Tiberio Businaro, che è stato con noi in collegamento da Carceri, grazie sindaco. Grazie a voi, buona serata a tutti. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio la redazione, la regia di Alessandro Brunello, ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata di Scanner, l'anno che sta arrivando. Grazie e arrivederci.